terzo mandato non esiste neanche negli Stati Uniti, il Presidente degli Stati Uniti viene eletto 2 volte e poi si cambia, credo che sia giusto così, perché poi la democrazia deve permettere un ricambio anche all'interno della stessa coalizione, non possiamo avere presidenti che durano in carica 20 anni, anche perché poi finiscono gli stimoli, è una questione di buonsenso, è una questione di difesa della democrazia. Una questione quasi ontologica di tenuta del sistema democratico. Più chiaro di così il vice premier Antonio Tajani non poteva essere nel chiudere a ogni discussione sul terzo mandato. A Padova per l'Assemblea degli Industriali il vice premier numero 1 di Forza Italia ne ha anche per Zaia. Se io devo fare un rimprovero al presidente uscente è quello di non aver mai voluto Forza Italia in giunta, non è questo il modo giusto di rafforzare una coalizione, però abbiamo sempre votato, abbiamo sempre sostenuto, certamente non voteremo l'aumento delle tasse. Il riferimento va agli aumenti dell'IRAP e all'imminente discussione sulla legge regionale di bilancio che per il centrodestra potrebbe rivelarsi un Vietnam, ma a Padova Tajani fa di più, rivendicando il fatto che Forza Italia, stando alle ultime elezioni, è la seconda forza politica della coalizione. Questo per gli azzurri ha un peso specifico. Noi proporremo Tosi, vedremo se ci saranno candidati più forti di Tosi, va bene, ma se Tosi è il candidato più forte degli altri, oggettivamente perché non scegliere Tosi? Fratelli d'Italia con Elena Donazzan, altro nome ricorrente tra i candidati per il dopo Zaia, cerca di tenere il punto. Il Veneto oggi è la prima regione per Fratelli d'Italia. Quindi è un momento delicato, il Veneto non è di un partito o di un altro, è stata la stagione della Democrazia Cristiana, c'è stata la stagione della Lega, indubbiamente nasce qui, ha tutta la sua forza propulsiva delle sue origini, ma oggi c'è un'altra stagione, i tempi cambiano, ma la verità è che i veneti non vogliono rotture, non vogliono divisioni, c'è un governo stabile in Italia che è fatto dal centrodestra, è il governo più stabile che c'è in Europa e questa presenza del governo italiano molto stabile non può essere rotto da beghe interne.